Serenità, pace, saggezza, i valori della vita. Ritrovali con Luigi, in arte Oz. Qualificato in ritualistica sudamericana, Oris ti aiuterà a ritrovare la strada della verità e a superare gli ostacoli sul tuo cammino. Chiama con fiducia allo 095 53 33 58 o vieni nello studio di via De Branca 12 Catania. La verità finalmente alla portata di tutti. Guarda, che mobili, che eleganza, che lusso! Non è solo un sogno. Classimo li fabbrica con il cuore e lo fa anche per te. Classimo, fabbrica artigiana siciliana dal 1960 di mobili in stile classico e moderno, anche su misura, in via Mongibello 154, piano tavola, Catania. Riceve per appuntamento. Chiama 351 864 3433. Classimo, il lusso oltre ogni confine. Buonasera a tutti, benvenuti in questo martedì sera nella nostra puntata live del Salotto di Bella. Ormai ho perso il conto di che numero già siamo, però tra un pochino so che qualcuno mi chiarirà il dubbio, perché lui ecco, dalla regia già si vede, ma lo volevo fare dire a lui, ragazzi, era un modo carino per dargli l'ingresso, va, insomma, ma voi dovete sempre sfasciare tutte cose. Rifacciamolo da capo, aspettate. Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Salotto di Bella. Il numero me lo sono dimenticato adesso, però sicuramente ci sarà qualcuno che si ricorderà, quindi insomma benvenuti a tutti. Era il modo per dare il benvenuto, ho capito, e basta. Diamo il benvenuto al mio compagno di viaggio Luigi Bulla. Buonasera a tutti, all'intera faccia d'ascolto di Bella Radio TV e anche alle persone che stanno seguendo in streaming, che siete tanti. Salutiamo tutto Varallo Sesia, che stasera ci ascoltano da Varallo Sesia in provincia di Vercelli, perché leggeremo una poetessa che è catanese ma che risiede a Varallo Sesia. E poi all'intera fascia d'ascolto che ci segue, grazie, perché ogni puntata siete numerosi, calorosi, e che dirvi, che Dio vi benedica, perché grazie al pubblico non ci siamo. Ok, Luigi, io ho fatto... la settima puntata. Ecco, grazie. Meno male che c'è Luigi, che se non ci fosse lui... Le conto col pallottoliere. Ecco. Va bene, io mi vado a sedere nella mia fantastica poltrona. Come sempre un ringraziamento speciale va al nostro sponsor Classimo, che ha realizzato questa poltrona proprio in occasione del Salotto di Bella. Classimo, che ricordo ancora una volta, è una fantastica azienda dove il legno viene lavorato a 360 gradi, dalla cosa più semplice alla cosa più particolare. Non smetterò mai di dirlo, alla bravura degli artigiani che ci sono all'interno di questa fantastica attività, perché non è tutto lavorato solo con le macchine, perché con le macchine metti un pezzo di legno e te lo lavorano, ma lì ci sono proprio degli artigiani veri e propri che, come si faceva un tempo, scalpello lavorano il legno. Quindi complimenti a Classimo e grazie per la poltrona. Ricordiamo che Classimo si trova in via Mongibello, nella zona industriale di Piano Tavola. Chiunque vuole andare, negli spot comunque che passano c'è il telefono e potete per appuntamento andare a vedere questo showroom, perché sono veramente gli artigiani della qualità. Che poi la cosa più carina, di cui forse ci possiamo anche vantare, è che appunto realizzano degli articoli che arrivano anche a Dubai. A Dubai sappiamo che è la città per eccellenza della ricchezza, quindi per riservirsi qui significa che effettivamente sono bravi, è il numero uno in assoluto. Va bene, allora noi oggi abbiamo i nostri ospiti. Al momento ne vedete seduti solamente 3, il quarto lo stiamo aspettando, speriamo che arrivi presto, che non si sia perso strada facendo, chi lo sa, speriamo presto arriverà. Dopo questo momento di alta televisione diamo la buona serata a loro. Innanzitutto benvenuto a te, Giovanni. Buonasera. Prima di chiacchierare, sai come funziona il salotto? Che prima quello che parla è Luigi. Quindi fai una cosa, passa la linea tu, vai. Vai, la linea al nostro caro Luigi. Hai visto che bravo? Grazie per il caro. Hai visto che bravo? Ma tu te lo ricordi quando era piccolino? Me lo ricordo, infatti non ho la sordata perché all'epoca non gli facevo consulti, quindi vediamo un attimo. Allora, dai. 1, 2, 3. Va bene, no, mi consultavo con le carte. Ignora. Allora,
La prima carta che esce per Giovanni è la carta del giudizio, con la carta del lavoro e quello dell'eremita. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui vuole emergere a livello professionale. Sto facendo io, non è una domanda, non l'abbiamo manco chiesto. No, a secondo giro. Bene, vedo che c'è la voglia di riemergere a livello professionale e la carta del bagatto è la carta del lavoro, che indica la riuscita nei suoi progetti. Però vedo che una questione è affiancato da una persona negativa che non riesce a raggiungere l'obiettivo perché o non si impegna oppure non sa promuovere la pienezza della sua capacità. Opera. Sì. Okay. E poi un'altra cosa ancora, vedo che c'è una questione personale che io non sto qua a raccontare, che lo sta un attimo bloccando, distogliendo dai suoi progetti professionali, perché deve dare più attenzione, insomma è un momento di confusione. Però le carte indicano che con il giudizio e il bagatto di pensare più alla professione che a questa cosa, perché non è una cosa che lo porta da nessuna parte. Ok? Sì. Io spero che con questo piccolo consulto ti abbia dato anche una risposta per quello che forse è giusto fare. Sì, sì. E comunque io sono del parere di quello che hai Ma detto con tu, un attimo di impegno vedi che è il momento questo, giusto. perché Giovanni è molto bravo, una bella voce, e il fatto che lui ogni tanto scompare dispiace, perché oltre ad essere molto bravo è anche un bel ragazzo. Sai che devi avere anche la qualità visiva quando vai a cantare, oltre ad essere bravo lui è molto carino. Vabbè, ma abbiamo visto Gabriele, Gioele, lui, esatto, delle promesse della canzone che sono cresciuti. Tra l'altro lui è stato con noi al Bella Festival, Me lo ricordo. come Gabri, loro ce li siamo visti. Magari sai cosa volevo dire? Il mondo della musica, tu sai come sai benissimo, è grande. Il mio obiettivo sarebbe quello di avere un piccolo successo nel grande mondo della musica. Ma ci arrivi, se tu sei determinato, te l'ha appena detto, devi L'impegno, essere guarda, determinato. basta soltanto che ti togli di mezzo quelle piccole rogne che ti stanno oscurando il cervello e vedrai che arriverà al dunque e al successo. E un'altra cosa, cerca di proporti personalmente, non senza intermediari, perché c'è questo intermediario che a te ti porta a sfiga. Ti blocca le strade, anziché farle aprire, stai in mezzo e non va bene. Ma non per cattiveria, per modo non di è essere. capace, è un branato. Tu proprio. Ma scusa, vabbè, lo dico così, le cose si devono dire pane pane vino vino. Che Però si capiscono secondo meglio. me l'amore arriverà più avanti. Quello che c'è adesso è una cosa che serve solo per intracciare quello che deve seminare per poi raccogliere. Ok? Giovanni? Sì. Mi raccomando, va bene? Ok. Cantiamo, che dici? Sì, cantiamo. Dov'è il microfono? Allora, cosa abbiamo realizzato? Tre Abbiamo bicchieri. realizzato l'ultimo brano. Lo facciamo adesso l'ultimo brano? No, dopo. Alla fine. Alla fine. Allora ora cosa Allora adesso andiamo con Troppo innamorato e Acchio Bella. E allora andiamo con Giovanni Francese. Non mi importa davvero, l'ho deciso, ti voglio. Passi giornata affacciata, l'angoppo balcone, ma tu non da cuore c'è. Stereo ad alto volume, tutto quartiere ti sa già che dai poca confidenza, nessuno ti piace, t'ha fatta così, mamma. Come fai? Non so, a tutto quanto fai impazzire. Ora tu con me, soltanto un momento per dirtelo che sono troppo innamorato, mi sento rinato, tu giuro so pazzo, ti voglio con me e basta di una guardata, un mezzo minuto, o tu fantasiri in tuo cuore e poi tu mi hai fulminato i pensieri, tutti i desideri, porto in destrato che cammino tu, sei la mia vita per sempre, anche se poi niente, io conto per te, giuro ti faccio cambiare, di me ti faccio innamorare, tutto quanto poi c'hanno invidia e nessuno da toccare.
modi di fare. Mi hai fatto perdere a capo, ti sogno la notte, non so rinunciare a te. Fai sempre finta di niente, ma ormai t'hai capito a te. Sei orgogliosa ma dentro il cuore è già ossaccio, che si innamora di me. Come fai? Non so, a tutto quanto fai impazzire. Ora tu con me, soltanto un momento per dirtelo che sono troppo innamorato, mi sento rinato, t'ho giuro so pazzo, ti voglio con me. E basta tu una guardata, un mezzo minuto, poi tu fai da siri in tuo cuore e poi tu mi hai fulminato i pensieri, tutti i desideri, portare in te strada che cammino tu. Sei la mia vita per sempre, anche se poi niente, io conto per te. Giuro ti faccio cambiare, di me ti faccio innamorare. Tutto quanto poi c'hanno invidia e nessuno da toccare. Sei sola mia, sei sola mia. Passiamo al prossimo brano, A più bella. A se casa tua sembra solo tutte le ore, già se chiude l'orario che mi trovo fuori a porta. E tua madre sta affacciata e dice tardi già. Se viene tuo padre sto lì sotto sono guai. Con un bacio al volo, 2 minuti e vado via. Faccio tutte cose per stare un poco insieme a te. Pura notte un coppo, motorini e sto qua. E tu stai affacciata e dici ma che pazzo sei. A più belle tutte quando che mi fai impazzire. Con quel tuo vicino giuro che mi fai morire. Io facessi tutte cose che non ti perdono. Non mi importa di tuo padre che non ti fasci. Voglio una giornata dedicata solo a noi. Prima fa prim'ora a scuola non ci trasi. Io ti porto in giro per cada insieme a me. Alto solo cielo, sta pagato, si per me, si tutte cose. Se un battito per tu sia vita, se l'unica ragione si pensiera, io se non tengo a te sto troppo male. Se passi 2 ore non ti vedi da me, io sto troppo male, manca l'altra mia metà. Quando sto con te mi sento una come un giura, ma che sensazione che non volessi spiegare. A più belle tutte quando che mi fai impazzire. Con quel tuo vicino giuro che mi fai morire. Io facessi tutte cose che non ti perdono. Non mi importa di tuo padre che non ti facci. Voglio una giornata dedicata solo a noi. Prima fa prim'ora a scuola non ci trasi. Io ti porto in giro per cada insieme a me. Addo solo cielo salvato, si per me di tutte cose. Se ho fatto il lavoro tu sia vita, se l'unica ragione sti pensiera.
e si pensiera, così non tengo a te sotto troppo male. Grazie. Complimenti Giovanni, complimenti, Grazie. sei sempre molto bravo e ti faccio venire e spero che adesso ti vediamo ancora di più e ascolti i consigli del nostro Luigi. Comunque dopo ascolteremo anche il nuovo brano, Quindi giusto? saluti li facciamo dopo? Sì, alla sì, fine? li facciamo dopo, ok? Ancora un applauso per il nostro Giovanni, che bello, da piccolo a grande. E mi sa che noi lo vediamo sempre più grande. Ciao Erika. Buonasera. Oggi, questa è una settimana un poco, diciamo, particolare e importante, perché ci siamo. Sì, finalmente. È arrivato perché questo fine settimana ci sarà qualcosa di pazzesco. Sì. Dillo tu, va? Allora, questo venerdì, Esatto, è arrivato. proprio venerdì. Allora, venerdì ci sarà il programma Sì. serale. Sì. Con chi? Dai. Insieme a te? Me e Salvo Nicolosi. Sei emozionata? Gli facciamo un altro applauso, voglio, per la mia Erika. Tu devi stare vicino a me perché ti sei andata a mettere là sotto oggi. Va bene. Allora, Salvo Nicolosi, Fabio Mangani, dai che finalmente l'ho detto giusto. è vero. Allora, ragazzi, l'ultima puntata, prima della puntata del venerdì ce l'abbiamo fatta. Una volta Manganaro. Poverino, gli abbiamo cambiato 150.000 nomi. Ma adesso però alla fine abbiamo ce detto l'abbiamo giusto. fatta. Ok, quindi Fabio Mangani. Io e basta. E Salvo Nicolosi l'abbiamo detto prima. Sì. Quindi questo venerdì si inizierà alle ore 20 ed è assolutamente vietato mancare, anche perché insomma Salvo Nicolosi insieme a te ha fatto un duetto. Stiamo parlando di un artista che ha fatto la storia nella musica e insieme avete fatto questo duetto bellissimo e venerdì vediamo che cosa combinano. Diglielo, preparatevi tutti perché... Tutti presenti. Ecco. Poi facciamo fare il solito giro o fai qualche domanda? Oppure abbiamo qualche... Ehi, non mi toccare la mia Erika, sai, non fare... C'hai il sorrisino burrichino. Faccio io? Nessuna domanda, sì. Le hai esaurite le domande? No, dopo arriva, non ti preoccupare. Il primo giro te lo fa bonus lei. Ah, bene. Vediamo cosa è cambiato da una settimana. Ok. Allora, Erika è tanto determinata, sicura e convinta. È una donna come dovrebbero essere tutte le io donne. devo Sa dire quello che altre vuole. ore che mescolo le carte ed escono le stesse carte di Giovanni, uguali. In pratica il giudizio, il bagatto e l'eremita. Anche lei vive una storia, una situazione lavorativa prolifera, bella, molto fortunata, però c'è un pensiero che la porta a isolarsi e di tanto in tanto si assenta su quello che è l'obiettivo. Tutto qua. Quindi mi raccomando tesoro, cerchiamo questo obiettivo di... Cioè, non significa che stanno a fare moniche. Spostarlo. Però aspettano un attimino, dedicarsi più a bisogna battere il ferro quando è caldo nella professione che fate. E in questo momento è rovente, quindi dovete proseguire. Chi vi ama vi attende. Ecco, ok? Dopo preparati per la domanda, perché già vedo quel cervelletto che sta camminando. È arrivata? È pronta lei a farla, dopo. Pronta a partire. Va bene, allora, in attesa di venerdì, cosa cantiamo adesso? T'ha giorbato. Lei inizia sempre con la canzone. Tu devi sapere una cosa, che eh. Salvo Nicolosi, prima che ancora lei nascesse, cantava la rivisitazione di Baby Gang. I'm a baby girl, Bravo. I'm a baby world. E io la trasmettevo in un'altra realtà. Adesso sì. Erika, cantiamo, da Gervato. Stasera fare una stella, ma forse tu sei più bello, perché mi piace il colore, la luce adoro. Già, sto cuore mi è rubato, per colpa che sta guardando, che mi ha portato a tu te. Vieni,
Mi gioco tutto adesso perché voglio stare con te. Voglio che tu stasera e balli solo insieme a me. Tu scende pazze che nessuno mi potrà tenere. Tu vuoi avere con me stanotte fino alle 3. Parlo non me ne importa, per me tu sì che sta musica. Vieni, ti sto invitando a rincorrere mi siente, ma com'è forte che sta male di balle. Fammi mangiare con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi che sta serata non vernisce più, guarda. Fammi 6 stelle ma ci manca tu, da già rubato. Io questa notte non mi rendo, ti desidero. Se mi avvicino a questo cuore non puoi dirti no. Mi sono persa, ora mi sento un po' ridicola. Mi hai fatto emozionare, mi hai fatto innamorare. Mi gioco tutto adesso perché voglio stare con te. Voglio che tu stasera e balli solo insieme a me. Tu scende pazze che nessuno mi potrà tenere. Tu vuoi avere con me stanotte fino alle 3. Che sta malattia, fammi viaggiare con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi che sta serata non vernisce più, guarda. Fammi 6 stelle ma ci manca tu, da già rubato. Passiamo al prossimo brano, Sim Noi. Città, a noi ci piace sulle passiamo, coppa una moda, noi ci muoviamo mattina sera senza ci fermare.
Fuori onda è successo di tutto mentre cantavi, ma sei stata bravissima, non si è capito niente. Brava tesoro, due brani meravigliosi. Ricordiamo ancora una volta l'appuntamento di venerdì. Sì, allora venerdì giorno 9 aprile ci sarà il programma sempre qui su Bella Radio con me, Erika Landesi, Salvo Nicolosi e Fabio Mangani. Niente, ragazzi, non ce lo dimentichiamo più. Ore 20, giusto? Iniziamo alle 20, quindi vi aspettiamo perché si racconterà di tutto e di più e insomma a venerdì. Noi ci vediamo dopo. Va bene. Già hai pensato alla domanda? Dopo lo sai. Va bene. Io Vai, ne ho pensata una. La vuoi? Va tu? Che voglio... Sì, per una volta le faccio io. Capito. Volevo chiedere agli artisti. Ok. Ma quando Però fanno... aspetta, prima di chiedere, dobbiamo dare il benvenuto al nostro ospite che finalmente è riuscito ad arrivare. Una buona serata anche a Leonardo Zappalà, benvenuto. Una buona serata. Buonasera, scusate benvenuto. per il ritardo che mi preoccupare. sono un po' perso. Chi viene per la prima volta può succedere, quindi non ti preoccupare. L'importante è che sei arrivato, che insomma alla fine la strada abbiamo trovata, quello è l'importante. Benvenuto anche a te. Grazie. Allora, che ci Volevo chiedere agli artisti, quando realizzano i video, no? Ok. Hanno connessione? Aspetta, possiamo farla al secondo giro sta domanda? No, la voglio esaurire ora. Ok, la esauriamola. risposta. Già che siamo esauriti, ci esauriamo pure le domande. Bene, volevo chiederle, il discorso vale per tutti e quattro. Quando fate i video, le persone che vi affiancano nelle storie d'amore che narrate, sono persone nella vostra vita veramente che avete delle storie oppure sono delle comparse? Attori, cugini, comparse. Erika? Perché sei ambigua? Tu mi lasci sempre perplessa a me. Conoscenti. Tu rispondi sempre conoscenti. Ok. O fantasmi? Casper. O fantasmi? Casperini. Vabbè, ci sono attori, ci sono cugini, amici. No, vabbè, ci sono quelli che sono anche più Situazioni che sono finite. bravo. E chi mi dice E fu così che il video fu bandito da questa YouTube. era la domanda, non sorgeva spontanea. Ma io penso che comunque andare a fare un video con una persona con cui magari aveva una relazione in un determinato momento, poi quella relazione meglio non finisce farlo. quando Perché poi ti rimangono cattivi ricordi. Bruciatela praticamente. Va bene. Allora, Ma gli altri due? Bisogna vedere l'esperienza. Dico, ma tu l'hai quelle realizzato? tue, quella tua personale, se mi hai fatto L'hai realizzato uno con una ragazza della tua vita? Con la mia fidanzata, il penultimo. Il penultimo, vedi? Lui è uno di quelli che l'ha E fatto. si lavora bene oppure c'è gelosia all'interno della realizzazione? No, perché alla fine il videoclip me lo fa a me mio cognato. Quindi è tutto in famiglia. Tutto in famiglia. Invece in famiglia. Cancella quella parte, non la fare vedere, non la fare uscire. Azzurra ancora è freschissima lei, sì, tesoro. Fresca, però si può dire di sì. Ecco, perché lei ha realizzato due brani che sono un attimino più vecchi. Uno che è più fresco, ma ne parliamo dopo con Azzurra. Te l'ho detto, perché sennò poi tu mi lanci Va a bene. parlare. Andiamo avanti. Andiamo dal maschietto, perché abbiamo iniziato il maschietto, alla fine torniamo dal maschietto. Leonardo Zappalà, buonasera anche a te, benvenuto al salotto di Bella. Noi non so se tu hai mai visto qualche puntata, però non si parla. Sì, perché io seguo a Erika, perfetto, quindi tra me e te in questo momento non ci si dice niente, dobbiamo dare la linea a lui perché prima qui pensa tutto lui. Luigi. Allora, le carte che escono sono l'imperatore, l'eremita e la giustizia. Queste carte sono carte che indicano che in questo momento il soggetto, cioè lui, è nel pieno potere di gestire e realizzare tutto quello che vuole perché ha gli agganci giusti e perché vedo un periodo di riflessione per poi uscire da questo cilindro come una bomba e spaccare tutto. E vedo anche un ingresso di denaro dovuto a un risarcimento di un qualcosa che ha in corso. Stai parlando di me? Sì. Wow. Ieri mi è arrivato un colpo di... Stai sicuro che lo vuoi dire davvero quello che ti ha detto? Non Di vo- solito, non- in diretta perché non di solito pretendo quando nulla. Ha un lui- periodo che mi stanno entrando tanti soldi. Ecco. No, ma vedo anche che ti eri un attimo isolato e qualcuno era felice, dice guarda finalmente, invece
tu stavi covando come cova l'Etna per esplodere. E fai bene. Tutto giusto. Abbiamo noi qua Luigi che no, perché no, è la verità ma quello che ha detto. 200 paia di belli grossi. È la verità quello che ha detto. Scusa. 2 ci bastano. Te l'ho dati 198 bonus, non ti preoccupare. È vero, è la verità, sei bravo, sì. Quando parla Luigi sa quello che è il suo lavoro. Ma vedo anche comunque questo eremita che indica una cernita di pseudo amici che poi fai un poco di si sono rivelati abbastanza. Potrebbe capitare. Piazza Pulita. Ti sta aprendo gli occhi per un domani. No, ma già da sé. È abbastanza fiuto. furbo. Esatto. Comunque, allora, quindi Ha i suoi angeli custodi. diciamo che è nel periodo fertile. Sì. È in un periodo fertile della Da sua ora vita a che luglio dovresti- tutto quello che fa lo trasforma in Successo. in successo. Quindi diciamo che è Speriamo un bene. periodo Grazie. abbastanza fertile, quindi credo che questo sia il momento giusto. News, da poco cosa possiamo dire? Cosa è successo da poco? Qualche uscito, qualche brano arrivato, stiamo realizzando? Un mesetto fa è uscito il nuovo brano. Che adesso lo canteremo adesso o No, dopo? questo non l'ho portato. Ok. E 2 settimane fa o all'incirca una settimana fa è uscito un mio libro. Oh, addirittura. Sì, io ho scritto il libro. Chi è l'editore? Ecco, Il padre perché- di me stesso si Aspetta, chiama. lui è anche una... Chi è l'editore? Online. Amazon. Ok. Quindi autopubblicazioni. Sì, se ti interessa un'autobiografia. io sono un editore, ho una casa editrice, Edizioni Letterarie Tricheco. E Non lo sapevo, se no ti portavi il libro e te lo regalavo una copia. E giriamo in scusa, tutto il ma a prescindere, mondo. quando c'è Mermilani si porta? Abbiamo anche presentazioni. Perché pensavo che forse era proibito. Covid piacendo, Covid permettendo al più presto, avremo anche le presentazioni nella biblioteca di Silandro a Bolzano, presentazioni nella biblioteca di Varallo Sesia a Vercelli, abbiamo una presentazione a Grosseto, quindi Diciamo che Luigi sa noi il siamo fatto molto suo, attivi a c'è- livello editoriale sotto Esatto. questo Perché punto non di lo vista. sapevo, se no ti portavo una copia. Comunque Tu, se ne può parlare se di me ne fai scusa, avere ne parleremo, perché io faccio delle puntate a tu per tu col Tricheco nella mia pagina Facebook con i miei iscritti, perché ho anche un'associazione d'arte e poesia, e ti faccio conoscere e parleremo di questo libro se vuoi. Il libro comunque ti piacerà. come si chiama? Ricordiamolo. Il padre di me stesso. Il padre di me stesso, un libro che si può acquistare su YouTube, Su Amazon. YouTube, scusatemi, Su Amazon. io sono Su abituata. Amazon. Lavoro con i cantanti, quindi per me YouTube è tutto. Sto scherzando. è Comunque il bella, padre di tutto. me stesso, Amazon. Leonardo Zappalà, chi lo vuole acquistare si rivolga anche alle edizioni Tricheco, che faremo in modo di farglielo pervenire. Perfetto, Esatto. molto, molto curiosa. La prossima volta che vieni lo devi portare, siamo bene, curiosi. va bene. Quindi diciamo che ti sei dato anche alla scrittura. Mi sorge spontanea adesso la domanda, te la faccio io: sei anche autore dei tuoi brani? Mio cognato. Tuo cognato, però ti viene da scrivere un libro, non hai mai pensato di scrivere una canzone? No. Però, Perché non se- so se ti è- suonare. Vabbè, ma quello sai, è poco Vabbè, con il importante. libro comunque mi ha aiutato sempre la mia ragazza. Ecco, come si chiama sto genio di donna? Chiara. Chiara, la salutiamo e la ringraziamo perché insomma voglio dire, aiutala anche a scrivere qualche canzone, perché secondo me arrivare anche a realizzare Però la aspetta, nostra Erika l'ha fatto. Una canzone l'ho scritta sempre con mio cognato, però no da solo, però che gli do un aiuto. Ok, allora Questo c'è sì. il tuo zampino. Sì. Perfetto. Va bene, cosa cantiamo? Iniziamo con 2 brani. Una cover, vedimi c'è nata voce. Vai al centro del palco, Vedi perché serve il salotto? così Perché conosciamo i nostri bisogna artisti. parlare per farli Assolutamente. conoscere, perché loro sono il futuro, perché sono i giovani. Sono d'accordo, ancora è la prima volta che mi capita un cantante anche scrittore. Molto bella sta cosa. Questo è arte. Leonardo Zappalà. Curinda bakiri, andomu si trasugudu. In macchina ti aspetto, voglio parlare con te, occhio catino tu, 2 perle canteranno, e chi sa labbra rosse, che notte sto a suonare, ed esci fretta, tu chiami per parlare, e tu cortesemente, t'avvicini di rumore, si impegnato c'è. Lo so, tu sei impegnata. Lo so, ma tu mi piace. Lo so, non me ne
tu non passaggio. Vuoi che fare la cotte che non me la sa così che vorremmo ci sta seguire. Se l'aria che respira io vivo ma bottega che si bella assai. Tu mi fai morire un cuore innamorato. Tu ne vai dicendo ciao, tu sei impegnato già. Lo so, tu sei impegnata. Ci vediamo almeno per una volta, ti voglio accarezzare. Lo so, tu sei impegnata. Lo so, ma tu mi piaci. Grazie. Il prossimo brano è il duetto Confusione d'amore con mio cognato. Mi faccio come sta succedendo, ma sono già fidanzato e non ne voglio tradire. 16 anni lei piccolina ma si sente già donna e mi sta pure te che Leonardo ma tu sta a sentire, non conta l'età, a scegliere l'amore. Valuta la tua situazione, ma tu stai in confusione, non c'ha da pensare. Io non vedo suona canta fa, fra tutte e due una mangia pigliare. Pure se c'è sta troppa differenza, giuro ci voglio provare. La tua ragazza che ti ragai, l'hai chiamato tanto e tu lo sai. Sta maglione provocante e sensuale per è piccola d'età. Non me ne muore più, io ti capi che scherzo, sono vita cansata, pensi che è buono, voglio preoccupare. la soluzione a mano trovare. Amore quando ci stanno due cuori, a su pazzo per te. La tua ragazza l'ha già capito, la tiene una da storia e molata affrontata. Ora modo di ragione, ma ci vado a parlare, qualcosa già da pensare. A me sta guaglione mi piace, non trovo più pace, trovo coraggio non fare. Io non vedo suona canta fa, fra tutte e due una mangiata via. Pure se c'è sta troppa differenza, giuro ci voglio provare. La tua ragazza che ti ragai, l'hai chiamato tanto e tu lo sai. Sta maglione provocante e sensuale per è piccola d'età. Non me ne muore più, io ti capi che scherzo, sono vita cansata, pensi che è buono,
La tua ragazza che tirai, le ti ho amato tanto e tu lo sai. Stava io del provocante sensuale però è piccola dietà. Non me ne parlo più. Io ti capisco. Soffica cansata. Se c'è per buono. Voglio preoccupare. Una soluzione a me trovare. Al più presto, io sogno pazzo. Al più presto, questo qui è Confusione d'amore. Okay. Al più presto uscirà Confusione d'amore 2. Quindi il ci sarà continuo. Molto bello comunque il brano. Continuo. Con chi è duettato in questo? Con mio cognato Tony Trapani. Anche lui molto bravo, lo Grazie. salutiamo, gli mandiamo un bacio, complimenti Leonardo, un altro brano molto bello. In amore c'è sempre una confusione, quando si parla d'amore, di confusioni, di stronzate che si fa, non si sbaglia mai. Complimenti Leonardo, noi torniamo dopo. Grazie. Adesso me ne vado da un'altra ragazza molto fresca, molto giovane anche lei, ed è la prima volta che noi ci ritroviamo insieme. Sì. Anche perché lei è molto giovane, molto bella, però devo dire che anche lei ha una voce straordinaria e per la prima volta ci ritroviamo insieme perché nonostante già hai realizzato 3 brani, giusto? Anzi aspetta, prima di parlare, no scusa, io già stavo discidigata, come dicevo a Catania. Dagli la linea, va? Dagliela tu, diglielo. Luigi, a te la linea. Luigi, a te la linea. A me la linea. A lui. Allora, la prima carta che esce è la carta della temperanza, poi c'è l'imperatrice e poi l'imperatore. Ok. Cosa indica questo quadro? Indica che Azzurra in questo momento è in una fase evolutiva di crescita psicologica e fisica, dove le carte indicano che il progetto professionale che ha in atto è di suo gradimento e lo sposa e lo condivide. Però quando escono l'imperatrice e l'imperatore sono carte che indicano la volontà della madre e del padre e in pratica è come se fosse un progetto, un sogno che avevano uno dei due e lo stanno riflettendo sulla figlia perché vogliono che sia quello che loro volevano essere e lei però condivide questo suo pensiero e si sta impegnando a dare il meglio. Diciamo quindi che il gene del papà o della mamma è stato tramandato in maniera perfetta perché nonostante magari uno esatto, nonostante questo sogno c'era lo ha preso, lo ha assunto anche lei a questa grande passione. E ti posso dire passione, che non finisce a cantare canzoni degli altri, ma c'è uno studio ben accurato di musica e penso che farà delle cose belle. Bella questa cosa. Chi è innamorato? C'è qualcuno che ama la musica in famiglia? Sì, in generale, mia mamma, mia sorella, mia nonna. Tutti amanti della musica, quindi diciamo che la famiglia di Azzurra la possiamo taggare come la famiglia della musica. Sì. Tu dicevo appunto, hai già realizzato più di un brano. L'ultimo che è quello che anche qui su Bella abbiamo spesso ascoltato, che è Tanti auguri, che è l'ultimo che hai realizzato, però già ce ne sono altri dove eri anche più piccola. La voce ovviamente ha subito un cambiamento. Sì, tanto. Cambiata tanto e quindi Azzurra sta realizzando anche tante cose. Sì. Vero? Sì. In programma c'è qualcosa di nuovo che arriverà a breve, quindi preparatevi perché ci sono belle cose. Noi con lei ci siamo fatti una bella chiacchierata qualche giorno fa, un mesetto forse. No, di meno. Vabbè, io sono non ci fare caso. Io per me 2 giorni già ho fatto passare un mese. Siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo un po' raccontato. Noi siamo come gatti, ogni anno vale ogni giorno 7 anni, esatto. Devo dire che hai ragione perché ci sono delle belle cose in programma. Posso dire una cosa? Certo. Ok, ci tenevo a dire che sarò con lei nel suo programma giorno 16 e 23. Quindi ne abbiamo 16 è il venerdì. Sì, se non mi sbaglio queste sono le date. No, aspetta, non questo, il 16 e il 23. 16 aprile. Noi quante ne abbiamo ora, questo venerdì? 19 e 9. No, 19, lei tu sarai il 16.
Ok, scusami, dimmi. Allora, 19 e 9 già sono piene. Sì. Lei sarà per il giorno 16 e 23. Che carina, le facciamo un applauso che le ragazze si sono conosciute. Vedi quando la musica è innocente, quando la musica è pura. Vi siete conosciute stasera, giusto? Tutte e due già vi conoscevate? No, già, però con l'occasione Erika ha avuto il piacere di avere Azzurra nella sua serata. Brave ragazze, questo è un bellissimo esempio di musica, complimenti. Cosa cantiamo? Allora, come prima canzone una cover C'è lei. Bella. Di Maria Nazionale. Ottima scelta. L'altra la presentiamo dopo. Sì. E allora Azzurra, vai al centro del palco perché adesso è arrivato il tuo momento. L'ascoltiamo live appunto con questo bellissimo brano di Maria Nazionale. Azzurra. Agli occhi di un ragazzo che guarda un aeroplano, ti senti legata in mano o lontano, ti guarda e non sei felice, tu soffri e non me lo dici, tu pensi soltanto a chi lei non sta più buono. Come c'è lei ci parla, c'è lei si ci appiccica, c'è lei quando tu mi chiami che non mi so, c'è lei. Ti senti un traditore, scimma senza famore, perché se mi porto fuori lo lascio fuori a lei. Non voglio che tu stai male, per questo ti lascio andare, eppure se io muoio solo tu non pensare a me. C'è lei che ti fa ancora chiamare, c'è lei e sta tornando a nascere in un pozzacire, perché ti ama come me va, che chi lo tiene zucchero e va, non serve a te trattenere, si va, io sono contenta perché voglio che torna a vivere. Seconda canzone, il mio nuovo inedito, tanti auguri.
oggi è il tuo compleanno, tanti auguri a chi darà chiamare, non ha chiamato. Ci sei rimasto male perché ti aspettavo almeno lo sentì, la tua sciocca gelosia e chi lascia una bugia non è perdonata. Lui ti mancherà stasera se non ci sarà, mezza tanta gente cerchi lui, luci colorate, tanta musica per te, ma non si felice se non sta vicino a te. Chiamala in cielo che lo ami, che per stare insieme a lui, e poi vedrai che tutto passerà. Vi regalo cerca scusa e stasera la tua festa ci sarà. Na na na. Stamattina casa una sola rosa. Buon compleanno amore, rinda la storia. Forse che sai di morissimo sta male, è troppo innamorato, ma che sta aspettando chiamala, che lascia una bugia raccontata vita può perdonare. Lui ti mancherà stasera se non ci sarà, mezza tanta gente cerchi lui, luci colorate, tanta musica per te, ma non si felice se non sta vicino a te. Chiamala in cielo che lo ami, che per stare insieme a lui, e poi vedrai che tutto passerà. Vi regalo cerca scusa e stasera la tua festa ci sarà. Ci sarà. Chiamala in cielo che lo ami, che per stare insieme a lui, e poi vedrai che tutto passerà. Vi regalo cerca scusa e stasera la tua festa ci sarà. Ci sarà. Luci, musica e tanta gente, ma tu non sei contenta, perché senza di lui è come se non ci stesse niente. È l'amore è un regalo che non si può accattare in vetrina, e mo che tutte e due state da tua mano rinde in mano, lui ti ha regalato a lui. Tanto. Le parole finali di questa canzone sono qualcosa che toccano il cuore. Te l'ho detto la prima volta che eravamo insieme, quando eravamo sedute qui l'una di fronte all'altra, e lo dico tutte le volte che ascolto questo brano, è la cosiddetta ciliegina sulla torta, la parte finale proprio che ti fa venire i brividi, perché è vero, quando manca la persona che si ama, anche perché per chi ha visto la puntata lo sa, ma per chi non ha visto la puntata in cui Azzurra era insieme a me, mi ha svelato una parte sua, che lei è una ragazza molto emotiva. Molto emotiva, sì. L'ho chiesto io appunto così. Esatto, già lei giovanissima già sa quello che vuole. Mi ha detto: a me mi piace il sentimento, a me mi piacciono le emozioni. Sì. Se non c'è quello non c'è niente. Esatto, e con questa canzone lo trasmetti. Quindi mi sono ricordata di questa cosa e la volevo ricordare ancora una volta, perché è una cosa difficile da trovare. Brava Azzurra. Luigi! Sì. Com'è il tempo di Eccomi. quelle parti? Allora, io inizio con 2 colonne di Super Io Enalotto. ti ho chiesto com'è il tempo delle 2 parti. Qua? Sereno variabile. Ah, ok, va bene, ok, come qua, allora non è tanto. Allora, 7, 19, 31, 44, 58 e 73.
5 22 50 67 81 87. Sono andato veloce, se qualcuno li vuole richiedere in privato su Facebook o su mio WhatsApp può benissimo farlo e glieli ridò. Se Sonny si vuole fare una cosa durante la replica, Bene. gli va a scrivere in sovraimpressione che cambiamo giorno di replica dopo. La replica è sempre venerdì alle 22. No. Cambia. Cambio perché avvisatemi. venerdì c'è Erika adesso. Allora ditelo. Quindi adesso abbiamo il cambio replica. Vabbè. Saremo giovedì alle 22. Dopo un po' che Napoli c'è Giovedì l'Usalotto. dopo quel programma ci saremo noi. Bene, spero che vinciate. Sappiate che nessuno ha la formula vincente, perché altrimenti non saremmo qua, li faremmo per noi. Però se vincete fatelo sapere, anche se non ci date niente, però per il piacere di vincere, dai. Certo, così lo vogliamo. Allora, tutti a Catania abbiamo vinto. Ti immagini, non giochiamo nessuno, gioca uno, si porta tutto. Giochiamo tutti. Quella è la così, fortuna. vedi, è così, è la botta. Bene, dall'agenda l'anno che verrà, l'agenda delle edizioni letterarie Il Tricheco è un'agenda perpetua, quindi valida in qualsiasi anno. Ci sono 24 autori. Questa sera vi parlo di un'autrice originaria di Catania. Ci sta seguendo? Sì, Come ci si chiama segue. lei? Giovanna Spitaleri. La salutiamo, la signora Giovanna. Adesso ascolteremo che ci segue le da sue Varallo Sesia, è una brava. Prossimamente ci sarà un suo romanzo, un suo racconto. Quindi Giovanna Spitaleri è una delle nostre socie, una delle persone più attive all'interno del Centro d'Arte e Poesia. E ha anche il libro, ha fatto il libro con noi, quindi. Ti ricordi il titolo del libro? Sì, della il signora libro Giovanna? della signora Spitaleri è Il sole dentro me. E allora io già dal titolo fatemelo arrivare sto libro, perché il sole dentro me significa proprio Bene. voglia di vita e di emozione. La poesia che ti declamo adesso è stata premiata al premio di Poesie sotto l'albero, terzo premio Francesca Spampinato, ed è così: un grande Natale. È scoccata la mezzanotte nel cerchio di una famiglia, vicino al focolare in un vecchio casolare. Ricordo un piccolo pino addobbato di mandarini al posto delle palline, appoggiato sulla vecchia credenza della nonna Enza. L'odore dei biscotti appena cotti inondava la casetta e noi piccini ne mangiavamo a dozzine. Le zampogne intonate suonavano per intere serate ed era un dolce risveglio nelle mattinate. Alla nascita del nostro Signore, abbagliati dal candore, tutti in coro cantavamo una lode al Redentore. Il grande giorno era una festa senza nessuna piega, tutto intonato e inamidato dalla tovaglia al vestitino, e per decoro alla porta vi era appeso un rosso fiocchettino. Canditi e panettoni, cene di tacchini a fantasia, l'unione familiare creava una dolce armonia. Or che per un minuto vorrei ritornare in quegli istanti, i ricordi che sono tanti, li rivivrò quelle emozioni attraverso gli odori e le canzoni. Questa poesia era proprio sul tema del Natale e l'ha voluta Giovanna scrivere per far capire che oggi il panorama di oggi è che tutti in un cenone stiamo seduti col telefonino e quindi nessuno è più dialoga, nessuno più comunica all'interno delle famiglie. Io devo dire che ho avuto la fortuna di essere nell'epoca in cui ancora i cellulari non c'erano. E c'era il tavolo dei piccoli e quello dei grandi, anch'io mi ricordo queste cose. È una cosa meravigliosa, perché mi ricordo la nonna che friggeva il pesce spada. E si giocava scusami, il baccalà, non c'entra niente. Il Natale c'era il pesce, il baccalà fritto, la scacciata, si stava in casa, ci si riuniva proprio a fare questo. L'odore della cannella, l'odore dell'arancia. Sì, infatti lei l'ha descritto proprio come un quadro. Ed è proprio per questo che mi è venuto in mente. Ed è brava Giovanna. Comunque vi ricordo, chi vuole consultarmi a livello di astrologo, a livello di editore, via De Branca 12, zona stazione centrale, 095 53 33 58. 338 11 29 066. Facebook Luigi Bulla, sì. Lo trovate facile. Va bene, saluti a Claudio per favore, a un'ora salutiamo e mezza Claudio e salutiamo un nostro Claudio. Amico, a Sebastiano Toro, Sebito, che so che è in ascolto e che ci tiene ai nostri saluti. Ciao Sebitoro, a me è una volta che mi viene giù aria.
Va bene, detto questo, andiamo avanti. Magari ci facesse l'improvvisata degli arancini, se bitoro. No, a me l'arancino non mi piace. Vabbè, chiedi e ti sarà dato. Non sapore, quindi va bene qualsiasi cosa. Ultimo giro veloce, quindi abbiamo il giro. Giovanni, vuoi fare qualche domanda a Luigi? Sì. Sì, lui è già pronto pure. Volevo chiedere, la canzone che canterò adesso, l'ultimo giro, è appena uscito il videoclip oggi, appena 4 ore fa, sul canale della Sia Musica. Oh, allora aspetta, piano. Cioè è successo questo e tu non me l'hai detto? No. Allora, oggi Giovanni ha realizzato, io pensavo che era l'ultimo uscito da poco, non che addirittura fosse uscito oggi. È uscito oggi. È uscito oggi, quindi oggi c'è il nuovo brano. Vuole di sapere Giovanni se avrà Francese. successo? Sì. Se avrà qualche puntina. Nel frattempo che lui fa gire gatte, Sì. come si intitola il brano? Mi sta sbattendo il cuore. Qui mi ricordo, ne avevamo parlato che doveva uscire, mi ricordo, hai ragione. Quindi ragazzi, mi raccomando, scrivete Giovanni Francese, mi sta sbattendo cuore, tutti a condividere il nuovo brano che adesso andremo a cantare. Lo presenteremo qui al salotto. Dimmi tutto. La carta del mondo sono i 4 elementi: fuoco, terra, aria e acqua, la temperanza e la torre. Vuol dire che indicano che Giovanni da questo brano non sarà soddisfatto perché ne chiamerà altri e un CD intero, però è una cosa che concretizzerà entro settembre-ottobre. Ci saranno molti sacrifici da fare, ma raggiungerà il suo obiettivo, perché comunque penso che chi gli ha consigliato di fare questo brano come singolo gli ha detto di farne almeno altri 8, 9, qualcosa di crescere per lanciare proprio un CD tutto suo, e ci riuscirà, ma ci sono sacrifici da fare. Però ripeto, che non si faccia ostacolare sempre da quella situazione che si vedeva all'inizio. Giovanni, devi cambiare personaggio. Devo cambiare. Va bene, dobbiamo cambiare. Ma adesso noi parliamo di questa cosa che è molto importante, perché appunto oggi è uscito il tuo nuovo brano. Sì, dal titolo Mi sta sbattendo cuore, saluto l'autore Salvatore Principe, tutta Napoli. È stato quindi scritto da un autore di Napoli? Salvatore Principe. Benissimo. Sì. Saluto, ringrazio tutte le persone che ci seguono da casa. E aspetta, ricordiamo i tuoi contatti velocemente: Facebook, sì, Instagram. Facebook Giovanni Francese Page è la pagina, Instagram Giovanni Francese Official. Aggiungetelo, mi raccomando, verrete sempre aggiornati, ma soprattutto da adesso, perché adesso è uscito da 4 ore, quindi è la prima volta che lo canti davanti a tutti. Lo presentiamo in maniera ufficiale. Vai Giovanni, mi sta sbattendo cuore. Cagnato che sta vita mi fai respirare, mi cagnato si giornate solo troppo fa, non trovo manche parole per tu fa capire, e crede mi faccio bene, tu sei la vita mia, mi sta sbattendo cuore, e non si voglio fermare, se non vedo l'ora, amo da già spogliare, mi sta sbattendo ancora, non avevo proprio dormito, sto scendendo pazzo giuro. Tutta vita mia, tu mi fai morire quando ti scioglie i capelli che femmina sì, una malattia che ferma chi sto respiro e non posso guarire, colpa tua, colpa mia, non riesco a capire se tu o sono io, non lo saccio manch'io, colpa è sta gelosia che mi fa sta così, vuole sta fantasia, vita mia, mi sta sbattendo cuore e non si voglio fermare, io già non vedo l'ora, amo da già spogliare, mi sta sbattendo ancora, non avevo proprio dormito, sto scendendo pazzo giuro, sì tutta vita mia. Una ragione per poter campare, pinto cuore mi so solo per mi far scappare, è passato un minuto e che sta vita mia, in da un attimo è cagnate non ha da forni, mi sta sbattendo cuore e non si voglio fermare, io già non vedo l'ora, amo da già spogliare, mi sta sbattendo ancora, non avevo proprio dormito, sto scendendo pazzo giuro, sì tutta vita mia, tu mi fai morire quando ti scioglie i capelli che femmina sì, una malattia
Bravo. Devo dire che mi è piaciuto, non l'avevo sentito, l'ho sentito adesso, bello, ritmato, mi piace. Io volevo finire con ringraziare il videomaker, la Neovivo, Carmelo e tutto il suo staff e Tony D'Antoni. Bravo, salutiamo Tony D'Antoni. Un bacio grande a questo ragazzo con un cuore grandissimo. Tony è un ragazzo speciale, è veramente una persona molto particolare. Gli mandiamo un bacio. Vieni, siediti qua, facciamo una cosa insieme. Centriamo io e Gio tutti e due là. 1 al mio 3 gli mandiamo un bacio, va bene? Tony D'Antoni, 1, 2, 3, mua! Tutto per te. Che pam stasera. Va bene, avanti. Allora, andiamo. C'è qualcun altro che vuoi salutare, Giovanni, prima di... Ma ho salutato tutte le persone che ci seguono in TV, tutta la mia famiglia, ringrazio la famiglia De Martino, non Daniele però, il mio compagno Benedetto. Lo salutiamo, salutiamo tutti, insomma. Mando io un bacio alla tua mamma e al tuo papà. Salutiamo Va tutti. bene? Grazie al nostro Giovanni. Andiamo avanti. A questo punto, Erika, te la sei preparata a domanda tu? Certo. È uno stronzo quando dice queste cose. Io invece con Erika gli metterei la canzone, quella che fa così. One in Vabbè, lui va a puntualizzare la pronuncia. È One in Love. Ditemi se quando cantate una canzone in inglese non mettete il wanna ovunque. Sono tutte wanna Billy's Love. Ma ti rendi conto? Ma io li butterei a tutti fuori. Guarda, andatevene fuori, il programma te lo facciamo fuori. Dai, vai. Io? Sì, ti tocca. No, dico io. Mi metterò con questo ragazzo che... Allora, Erika, mi piace molto. Vuole capire se questa persona con lei avrà una storia. Sì. Luigi, magari tu sei in Donderos. No, stavo pensando io cosa rispondere. L'ho fatto in modo... Perché c'è il padre comunque che alieggia. Allora, noi lo salutiamo, il signore irlandesi, ma è normale che quando una femminuccia ha la cotterella. Anch'io quando ero piccolina c'era la cotterella per quello. Sai, alla mia epoca chi piacevano? I biondi, quelli col caschetto alla Nino D'Angelo. Avevano tutti i capelli biondi alla Nino D'Angelo. Vabbè, mio padre ce l'ho mai. Ecco, quindi, quello ti preoccupare. E piacevano i biondi, quindi è normale. Allora. A me bastava che respirassero. È stato un piacere avervi avuto con noi. Questa sera abbiamo deciso di chiudere prima la puntata. Il salotto di Bella chiude il sipario. Buonasera a tutti, arrivederci. Si scherza, ovviamente. Ovvio. Allora, la prima carta che esce è quella della temperanza, poi c'è il matto e la papessa. Quindi indica una situazione molto faticosa da vivere, perché c'è l'interferenza di un'altra donna in questo rapporto. Quella dell'altra volta, c'è sempre questa. Esce sempre questa in mezzo a voi due. E c'è sempre lei. Senti, però ti posso dire una cosa, che la temperanza, la carta come dice il topo alla noce, dammi tempo che ti pizzico, no? E così sei tu. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Quindi sono convinto che si consoliderà questa coppia, però non è una cosa dall'oggi al domani, soprattutto perché una persona deve fare e deve prendere delle decisioni. Io dico, dedichiamoci al canto, tutta questa tenacia. Infatti. Sprechiamola no, sprechiamola, usiamola. Ma poi sti gente di seconda mano, cioè... Appunto, è di seconda mano. Bravo, mi è piaciuto, di seconda mano, non ci piacciono, li vogliamo originali. È tipo un panno, una camicia che sporca, oppure la misura non però va bene. Vuoi mettere che scelgono te dopo che lasciano un altro, nel senso che lo devi ti reputano migliore, no? Ho capito, se poi ti rinfacciano l'ex? Non era meglio, mi sono pentito di averla lasciata. Non te la rinfacciano. Comunque sa quello che dice. Ok, Erika è decisa, brava, mi piace, determinata. Ok, con la stessa determinazione. Se la lasciata vuol dire che motivo c'ha. Ma te la ricordi la prima puntata che una parola non la diceva? Sì, ma io l'amo, io ve l'ho detto con lei. Forse stiamo facendo un lavoro cattivo su di lei. No, la stiamo facendo venire fuori. Con la stessa determinazione. No, aspetta, che cantiamo? Dobbiamo ricordare una cosa. Determinata, vai.
Aspetta, grazie papà. E poi cosa dobbiamo dire? Che venerdì? Vabbè, dopo lo diciamo. Lo diciamo dopo. Andiamo! Non mi sento dentro. Dico, mandiamo un bacio speciale al tuo papà? Sì. Che ti vuole un bene dell'anima, al signor irlandese, anche alla tua mamma ovviamente. Certo, tutta la mia famiglia. Tutta la famiglia al completo, la piccolina che lei è speciale. A tutta la famiglia irlandesi. Allora, venerdì? Allora, venerdì 9 giorno... Beh, ma mi poppinai tutta. Non ti preoccupare! Voglio dirlo io. Non me la posso abbracciare, ma dov'è? Datemi la camera. Venerdì 19 marzo. No, la deve fare lei. Il giorno di San Giuseppe, davanti le zeppole, seguite Erika Irlandese. Aspetta, non solo le zeppole, ne mangiamo magari la pasta a comacco. Ecco. Non è la festa del papà. È 19. Il Marco è la festa del papà. È 19 è la festa del papà. Certo, San Giuseppe. Avevamo le zeppole. E dovete fare qua gli auguri a tutti i babbi. Bello, con Erika noi saremo qua, vi aspettiamo. Erika, poi c'è Salvo Nicolosi e Fabio Mangani. Ragazzi, è vietato mancare. Ore 20. A posto, ci possiamo sedere. Va bene, Erika, ricordiamo anche il tuo contatto? Sì. Allora, su Facebook Erika Irlandesi e su Instagram Erika Irlandesi Official. Perfetto, mi raccomando, a venerdì.
Leonardo, torno da te, tu sei qui per la prima volta, ci stai prendendo per pazzi, sì. non ti preoccupare, è tutto nella normalità. Tu dovresti rispondere no, ma che è tutto normale, invece mi sto divertendo sono tantissimo. tranquillo. No, a posto. Va bene, giochiamo. Allora, vuoi fare qualche domanda a Luigi? Sì. Il mio libro avrà successo? Se Valtri che è così, rispondi. Perché ti ripeto, la mia storia è un'autobiografia. Praticamente Allora. parla dell'anno 2000. Dopo lo dice, aspetta. Ah, va bene. Allora, io vedo che questo libro avrà un successo perché la prima carta che esce è l'imperatore, la forza e il diavolo. In pratica è un libro protesta dove sicuramente, io non l'ho letto, non so manco di chi si tratta, dove in questa biografia di Leonardo ci sono dei personaggi ovviamente falsate, con i nomi cambiati, ma qualcuno si rivede, che non sono molto contenti di come sono stati narrati, perché li ha sputtanati in un modo palese, e soprattutto è un libro che può servire per far riemergere la personalità di tante persone che hanno paura di parlare. Ha un messaggio. Quindi lo dobbiamo leggere. Sì, ma è un buon libro comunque, il libro avrà successo. Grazie, ok. Va bene, siamo tutti molto molto Io è come se l'avessi letto comunque, perché Bene. lui è un... Ma lui ha svelato, è ha detto, è limpido. dal 2000 ad oggi, quindi, Sì, quindi sì. quanti anni sono? 21? 21. 21 anni di vita, e beh, devo dire che a 21 anni riuscire già a 124 pagine. scrivere un'autobiografia, una cosa Comunque molto vedi bella, che una la vita prima carta è vissuta. quella dell'imperatore e quindi mi indica che molto È molto viene... determinato. No, viene sottolineata molto la figura maschile, paterna, e c'è qualcosa che riguarda un filo conduttore dall'inizio delle sue origini ad oggi. Oh, buttati su libro. Avanti. Ora siamo Turrialo. curiosi, siamo curiosi. Ora Turrialo. Siamo curiosi, siamo noi qua. Va bene, Leonardo, prima di fare i saluti e tutto il resto, con quale brano ci saluti questa sera? Sta gelosia. Sta gelosia. Questo è un altro singolo tuo? Sì. Quando è Sempre uscito? scritto da mio cognato, è uscito 2 anni fa. 2 anni fa. Va bene, vai al centro anche tu e ascoltiamo Sta gelosia del nostro Leonardo Zappalà. Noi torniamo tra poco dopo averlo ascoltato. Stasera quando si che bello, mi sto perdendo rinda sto chiudo. Mi fa impazzire sta gelosia, non ti dormendo. E che ci fa una appiccica, pure se ci appiccica a me, mi chiama a me ci vogliamo, non ci facci che mi sta chiudo minuto. Senza ci parla solo con l'occhio ma cosa da io spiega o bene da pure se ci appiccica a me sono più bello sti più pure nato sto gelosia caporo sopra la come fai sbattere come mare non ti cagnassi con nessuna mano e insieme a te una famiglia vuoi sapere ho tutta vita insieme a te pure se ci appiccica a me mi chiama a me ci vogliamo non ci facci che mi sta chiudo minuto senza ci parla solo con l'occhio ma cosa da io spiega o bene che mi voglio pure se ci appiccica a me sto occhio che bello si chiude nato sta gelosia caporo come tu mi fa impazzire sopra la sedia
gelosia, sta gelosia che proprio tu con me mi fa impazzire. Solo con l'occhio non lo sai spiegare. Oh bene che mi vuoi, pure se ci appiccica, so più bello sticchio pure nato, sta gelosia, capro come tu mi fa impazzire, so pazzi di te. Giusto? Sta gelosia. Molto bello questo brano. Complimenti, no, carino. tutti i miei brani sono belli. È bello, bravo. Bisogna essere anche così, convinti quando Ottimista. No, è vero, bisogna essere così. La Perché verità, altrimenti la verità. nella vita anch'io quando io dico sogno al numero uno, è vero. Io magari dico io sogno bello. Ma tu io se lo sogno devi dire, bello. nella vita uno deve essere sicuro di sé. Questo è un esempio, è un consiglio che comunque a prescindere diamo a tutti coloro che ci ascoltano, che non bisogna mai sentirsi inferiori a nessuno, mai. Esatto. Perché ognuno di noi è particolare per il suo modo di essere, ogni persona è speciale per la propria anima, per il proprio carattere, un'altra copia della persona che si è non esiste al mondo, e quindi sempre dovete elogiarvi. Chi vi sminuisce, chi vi rende più piccolo rispetto al valore che ogni essere umano ha, significa che quella persona non vi vuole bene. Quindi nella vita dovete sempre mettervi al primo posto. Posso dire, qua tutti si elogiano, no? Ognuno di noi, qua tutti si elogiano, anch'io voglio spendere una parola. Posso dire che sono una persona per bene, però sono diversamente magro e diversamente affascinante. Oh dai, ma no, io dico sempre che sono diversamente alta, ad esempio, perché mi dicono sei una nana. Però io sono coerente con la realtà che rappresento. Certo, per elogiarmi dico guarda, io sono diversamente alta, va bene, nella mia altezza sono corposa e potenziosa. I nani, cioè... Grazie amore. Nella botta piccola si sta il vino buono. Il vino buono. Poi ti rispondono ma sa di tappo. Come? Sa di tappo. Ma che dicono? Capito? Perché poi c'hanno la risposta pronta. Quando tu ci dici Vabbè, una volta io dicevo questo, non ti poi mi seccare, hanno te lo risposto- dice perché è astemio. Poi mi hanno risposto ma sa di tappo. Da là allora ho cambiato versione e sono diversamente alta. Allora, Comunque volevo comunicare Scusami, hai che il ragione. giorno 26 sarò No, anch'io. giorno 13. Giorno 13 E 23. e il 23 sarò anch'io partecipe al programma di Erika. bellissima questa sera, ragazzi. Quindi Leonardo lo ritroveremo con noi in queste date al programma di Erika, Salvo Nicolosi e Fabio Mangane. Leonardo, ricordiamo anche i tuoi contatti. Sì, io solo Instagram uso. Ok. Leonardo Zappala Official. Ormai Instagram ha preso il posto di Facebook. Mi Ora ha c'è creato anche dipendenza. TikTok, insomma. Mi ha creato dipendenza. Ecco, immagino. Azzurra, allora, la più giovane del salotto. Bene, sì, parte la pazzia, ma Azzurra è fantastica pure lei, quindi. Hai qualche domanda che vuoi fare a Luigi, tu? Nella vita andrò avanti? A livello professionale o sotto quale aspetto? Artistico? Sì. Artistico, ok. Allora, vedo la carta del mondo come prima, poi c'è la torre e la forza, mi indica che vai avanti per qualche annetto e anche bene. Poi c'è una sospensione dovuta a un incontro e a una realizzazione di vita privata, ma poi dopo questo lasso di tempo rinizi e probabilmente tu realizzerai questa partnership con questo ragazzo e forse anche lui canta e quindi farete una strada insieme a livello professionale. Ma scusa,
Azzurra, mi infilo io. Ma è il ragazzo sto maschio che è uno che Non lo so, lo sa lei. che si relaziona. Ma sono sempre i maschi che devono venire a stressare le ragazze che si pongono nel mondo. Beh, se era al contrario mi farei delle domande. Comunque è giusto che sia però così. lasciamole stare a queste ragazze, facciamole cantare. Allora. Comunque credo che già lui abbia una correlazione con la musica comunque. Ok, vedremo cosa I nuovi succede. Albano e Romino. I nuovi Albano e Romina. E qua c'era felicità. Auguriamo che non beccano la Liciso. Un muso sì, un muso no. Per favore, no. Va bene, vedremo cosa succede. Allora, Azzurra, in attesa del nuovo singolo che appunto arriverà tra poco, cosa cantiamo adesso? Dai. I contatti prima. Ok, allora Instagram real_Azzurra 10, Facebook Azzurra Official e TikTok real_Azzurra 10. Comunque il contatto di Azzurra, come i contatti di Instagram di tutti i ragazzi, li trovate anche nell'Instagram di Bella, perché sono stati tutti quanti taggati anche nei vari brani singolari, nelle storie. Però uso di più Instagram, perché non lo so. Anche a te piace? No, ma Instagram è una realtà che ha preso molto Io piede. sono malata anche con le foto, quindi là c'è il book fotografico che ci sta. Quindi ragazzi, entrate su Instagram di Bella, ci sono le storie con tutti i ragazzi e li potete aggiungere. Devi fare qualche saluto? Sì, saluto la mia famiglia, il mio manager, soprattutto mia mamma. Ti mando un bacio anch'io alla tua mamma. A Tony D'Antone, alla Neovivo e comunque un po' in generale. E a tutte le persone che mi seguono. Perfetto. Azzurra, andiamo con il brano che hai scelto per concludere? Dai. Dai. E noi tra poco ci salutiamo. Sono le 21, pronta per uscire. Mamma mia che serate. Metto tutto in borsa che si va a ballare. Tutte e 4 compagni mie. Metti un po' di musica, dai toccami l'anima. Fammi crescere solo insieme a te. Metti un po' di musica, sento forte l'anima. Che stavolta mi innamoro vero. Lui ma pare pure un buon guaglione. Dai, che a mamma forse può piacere. Sai, un tipo come lui non ne venevo da un po'. Tiene l'occhio più bello romano, è siciliano ma sembra latino. Divento rossa se prova a guardarmi, mi piace troppo e fa tremare un puro cuore. Dai, vediamo se vuole ballare. Io sono pronta a restare qui. Ora si avvicina, batte forte il cuore, mi sono innamorata. Lui che mi sorride, io non so suonare, è a 2 passi da me. Metti un po' di musica, dai toccami l'anima. Fammi crescere solo insieme a te. Metti un po' di musica, sento forte l'anima. Che stavolta mi innamoro vero. Dai, vediamo se vuole ballare. Lui ma parte pure un buon guaglione. Dai, che a mamma forse può piacere. Sai,
Complimenti alla nostra Azzurra, anche perché questo è un brano tuo, proprio tuo. Alziamoci tutti, ragazzi, che non abbiamo detto prima, questo è un brano tuo e lo hai riproposto. Allora, prendi il bicchiere, Azzurra, perché noi prima di chiudere, adesso ci mettiamo in posizione e abbiamo la nostra foto di prassi. Quindi mettiamoci in posizione foto, ragazzi, tutti 1, 2, 3. Aspetta che sono cosa, rifacciamolo. 1, 2, 3. Va bene, allora ragazzi, voglio ringraziare i nostri ospiti, grazie a Giovanni, grazie ad Erika, grazie a Leonardo. Scusa, anche io voglio fare dei saluti. Vai, dimmi. Voglio salutare tutta la mia famiglia, soprattutto quelli di Milano. Certo. E poi voglio salutare a Paolo Parisi. Il mio caro amico. Lo salutiamo. Diamo appuntamento perché da questa settimana cambia il giorno della replica, perché appunto il venerdì c'è il programma insieme ad Erika. Quindi il programma, la replica sarà giovedì alle ore 22 del Salotto di Bella. Da questa settimana appunto sarà cambiato. Io voglio, prima di dare appuntamento e dare la linea a Luigi, voglio ringraziare sempre il nostro sponsor Classimo. Lo voglio ringraziare in maniera particolare. È una prassi anche quella, fare cadere il microfono, non è un problema. L'ultima volta che chi l'ha fatto cadere l'ultima volta? No, sì, lo so, è tipo cadono dal cielo. Chi era l'ultima volta, Erika? Ricordi? Sara? Forse è stata Sara. Comunque voglio ringraziare, è stata Sara, vero? Quella volta quando è volato il microfono. Voglio ringraziare il nostro sponsor Classimo per aver realizzato questa fantastica poltrona che, ricordo, è tutta in legno, tutta fatta a mano. Abbiamo anche la pubblicità per qualsiasi cosa, andate, prenotate, fatevi dare un consiglio perché sono i maestri del legno, sono degli artisti sotto ogni punto di vista. Loro vanno, vi consigliano quello di cui più avete bisogno, esprimete un desiderio, da Classimo diventa realtà. Classimo, che ricordiamo dove si trova? Classimo si trova sulla via Moncibello, sulla zona industriale di Piano Tavola, Belpasso, quindi basta andare o cercarla su Google oppure ascoltate i nostri promo, che sicuramente sapete come rintracciarli e troverete cordialità, cortesia e qualità. Esatto. Allora, l'appuntamento con il Salotto Live è martedì prossimo. Io ti ringrazio come sempre. Luigi, lascio la parola a te. Io volevo, prima della frase, lanciare un saluto a un nostro socio del Centro d'Arte che è volato in cielo, a Giovanni Malambri, che ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Facciamo un applauso. La frase della settimana è questa: i veri amici sono come le stelle, puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. Ciao a tutti e che Dio ci benedica a tutti quanti. Alla prossima. Bella. A martedì prossimo. Ciao.